Eder. McAllister. Così ha perso la vita. 2 coltellate alla schiena. Questo quanto emerso dall'autopsia eseguita dal medico legale Carlo Moreschi sul corpo di Benita Gasparini, anziana donna 89enne, trovata morta nel salotto di casa, uccisa a Pantianicco, in provincia di Udine. La donna, madre di 5 figli, avrebbe riportato gravi ferite alla testa compatibili con la caduta a terra dopo aver ricevuto i fendenti alla schiena. L'arma del delitto, il coltello utilizzato per colpirla, era sotto il corpo della stessa vittima. Probabilmente per questo motivo il killer l'ha lasciato sulla scena del crimine, dandosi alla fuga. Sono stati sequestrati abiti e auto ai 2 figli di Benita Gasparini, che hanno soccorso per primi la madre, sui quali saranno fatti accertamenti tecnici. Il parente che ha trovato il corpo senza vita della vittima è stato sottoposto, ovviamente, a numerosi quesiti supplementari, in quanto gli elementi in suo possesso sono unici, essendo il primo arrivato sulla scena del crimine. Non per questo il soggetto è maggiormente attenzionato rispetto ad altri. In questa fase, tutto è attenzionato nella medesima misura. Per quanto si indaghi a 360 gradi, rapina, dissidio familiare, al momento non ci sono indagati. Numerose le telecamere di sorveglianza installate di fronte all'abitazione, ma numerosi altri dispositivi in zona possono essere utili per arrivare a scovare l'assassino o l'assassina. Il lavoro è lungo e meticoloso. Ogni dettaglio può rivelarsi decisivo per attribuire le responsabilità a chi ha tolto la vita a Benita Gasparini, che era nonna, forte, e nonostante l'età, ancora in salute. Gli investigatori stanno raccogliendo le diverse testimonianze per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della donna e capire chi possa essere entrato nella casa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.